garantito. Attacchi vandalici ormai quotidiani contro la chiesa e la moschea di Altobello. I residenti sollevano il velo sulla situazione di degrado del quartiere, puntando il dito contro il comune. Il 4 gennaio saranno 10 anni dall'incidente aereo che Los Roques costò la vita alla famiglia Durante. Malgrado il relitto sia stato individuato, giace ancora in fondo al mare. Scatta il panico a Campo Nogara quando un camion che trasporta quintali di acido solforico esce di strada e finisce nel fossato. Intervengono le squadre speciali dei Vigili del Fuoco. La cisterna per fortuna resta integra. Il 2018 potrebbe essere l'ultimo anno di matrimonio tra Venezia e Mestre. C'è chi guarda con speranza la separazione e chi la teme come la peggiore delle disgrazie. Zaia dice: faremo decidere i cittadini. 100.000 persone hanno celebrato il Capodanno nei due maxi eventi in Laguna e Terraferma, 80.000 a Riva degli Schiavoni, 20.000 in Piazza Ferretto, dispositivo di sicurezza a retto, nessun incidente. Federica Pellegrini alza il velo sulle molestie nel mondo del nuoto. Se succedesse a me verrebbe fuori ovunque, accusa. Invece accade ogni giorno a povere ragazzine e nessuno lo sa. Si chiama Stella, figlia di una coppia di Mestre, la prima nata nel 2018 in Veneto. La piccola è venuta alla luce all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre con il grido di allarme che viene dal quartiere Altobello in terraferma a Mestre. Attacchi vandalici ormai quotidiani che vedono nel mirino la chiesa, la cattolica, ma anche la moschea islamica. I residenti esasperati sollevano il velo su una situazione di degrado del quartiere e puntano il dito contro il comune. Vediamo. Maiali e simboli satanici sulle pareti della chiesa della Madonna Pellegrina ad Altobello. Sono comparsi la notte di Capodanno e sono stati cancellati in mattinata grazie alla generosità degli inquilini del vicino complesso residenziale Canova, che hanno messo a disposizione l'impresa di pulizia da loro ingaggiata per ripulire il cortile del caseggiato, aperto al pubblico e già più volte bersagliato da simili atti di vandalismo. Gli sconosciuti autori delle scritte offensive non ce l'hanno infatti solo coi cattolici e pochi giorni fa se la sono presa anche con la vicina moschea. La scorsa settimana abbiamo subito tolto una scritta blasfema con un disegno blasfemo legato non alla religione cattolica ma alla religione musulmana, il che significa che queste persone sono dei veri puri, diciamo, teppisti, dei ragazzi molto probabilmente che vivono delle situazioni disagiate. Nella lotta per la riqualificazione del quartiere ad ogni temporanea vittoria corrisponde un ulteriore smacco. Tra gli oggetti abbandonati per strada dai delinquenti che frequentano la zona anche il portello posteriore di un'auto rubata. Ci troviamo ogni mese, per non dire ogni settimana, a dover spendere soldi di nostra tasca per dover fare degli interventi, diciamo, per mantenere la dignità e il decoro del prato, del giardino, delle parti private, però che sono a uso pubblico. Ad aumentare il degrado contribuisce anche il procedere a singhiozzo dei lavori per il contratto di quartiere, che lasciano i cantieri abbandonati per lunghi mesi senza sorveglianza. I cittadini hanno chiesto più volte un maggiore presidio da parte delle forze dell'ordine, ma finora sono rimasti inascoltati. Purtroppo devo dire che il comune, che si era anche, diciamo, presentato per il decoro della città, non sembra che possa fare, non fa il suo lavoro. La polizia è sempre a nostro carico e tutta la manutenzione è a nostro carico, la sorveglianza è pressoché inesistente. 10 anni fa la tragedia di Los Roques, una tragedia che portò dolore e lacrime e rabbia anche nelle province di Treviso e nella provincia di Venezia, con la scomparsa e la morte della famiglia di Paolo Durante e Bruna Guernieri e delle loro figliolette. I loro resti giacciono ancora in fondo al mare 10 anni dopo. Le famiglie continuano a chiedere di recuperare quei corpi. Oggi abbiamo parlato con Romolo, il papà di Bruno, che si trova a Noale. Pesano, purtroppo per noi è impossibile dimenticare, no?
Giovedì saranno 10 anni, un tempo infinito, come il dolore che continua a logorare i parenti della famiglia Durante di Ponzano Veneto, morta nella tragedia di Los Roques e mai riportata a casa. Erano in 14 sul bimotore della Transaven che si è inabissato in mare, individuato nel 2013 a 970 metri di profondità, che custodisce ancora i resti di Paolo Durante, della moglie Bruna Guernieri, di Noale e delle figliolette Emma, Viola e Sofia. Prima abbiamo lottato per individuare l'aereo perché c'erano dei dubbi qua e là. Una volta individuato si pensava che in qualche maniera si potesse recuperarlo, visto che ci sono le possibilità per recuperarlo, ma è rimasto là e basta. E quando io sento che per gli extracomunitari tutti i giorni, tutte le ore, tutti i momenti si interessano di più e per i nostri, e sono 8 gli italiani, noi ne abbiamo 4 nella nostra famiglia, ma ce ne sono altri 4 italiani. Era la gente normale, non erano dei delinquenti. La rabbia, l'amarezza, la delusione per il silenzio dello Stato, per l'inerzia della politica, 3 milioni stanziati dall'Italia, altrettanti dal Venezuela per recuperare il relitto, rimasti inutilizzati per la confusione che regna oggi nel paese sudamericano. Da settembre è disponibile un'altra soluzione, la cifra finanziata dall'Italia sarebbe sufficiente, ma nulla si muove. Mi sa che hanno messo a disposizione 3 milioni di euro, ma con la speranza che non vadano spesi siamo a posto, insomma. Nessuna tomba, solo il ricordo nel cuore di chi non c'è più. Noi li abbiamo salutati alla sera, siamo andati a cena assieme la sera prima di partire e li abbiamo salutati lì a Ponzano sul ristorantino e ogni tanto quando passo di là, perché ho un'altra figlia che abita a Villorba, e basta, guardo sempre dove le ho salutate l'ultima volta. Sono stati momenti di tensione nelle prime ore di stamane a Camponogara per l'uscita di strada di un auto articolato finito in un fossato, un auto articolato che trasportava acido solforico. Da un primo esame le cisterne però sono apparse integre ai soccorritori, ovvero agli uomini dei vigili del fuoco che sono intervenuti da Mira e Mestre, anche con il personale NBCR, nucleare, biologico, chimico, radiologico, per un totale di 15 operatori che hanno messo in sicurezza il camion e predisposto tutte le operazioni per il travaso dell'acido su un'altra autocisterna fatta arrivare sul posto prima di eseguire il recupero del bilico che è avvenuto poi in tarda mattinata. Sul posto anche le forze dell'ordine per la deviazione del traffico. Come dicevamo, fortunatamente la cisterna è rimasta integra, quindi l'acido solforico non si è riversato nel fossato. Adesso parliamo di come è andato questo Capodanno 2018 a Venezia e terraferma. C'era altissime misure di sicurezza, 100.000 persone tra centro storico e terraferma ed è un sistema che ha retto. 5, 4, 3, 2, 1. 80.000 ad assistere ai fuochi d'artificio in Riva degli Schiavoni, 20.000 allo spettacolo musicale in Piazza Ferretto. Nella notte di Capodanno il dispositivo di sicurezza predisposto da Questura e Prefettura ha funzionato come da previsione. I numeri sono importanti e questo è un termometro che ci fa capire quanto sia stato positivo il lavoro svolto da questa amministrazione e quanto ancora si possa fare di buono in queste nostre città. Pochi e certamente non gravi gli incidenti legati alle intemperanze di chi è ceduto nei festeggiamenti. Le ordinanze sul divieto dei botti e dei contenitori di vetro sono state sostanzialmente rispettate, con qualche inevitabile eccezione. 2 gli incidenti degni di nota. Alle 21:30 la manovra errata dell'autista di una Porsche ha portato l'auto a schiantarsi contro una delle barriere in cemento del percorso di sicurezza all'ingresso di Piazzale Roma. Nessuno è rimasto ferito. Alle 4 di mattina un romeno ha provato a rubare una gondola per motivi probabilmente goliardici. È però caduto in acqua ed è stato raccolto dagli agenti della polizia locale che dopo averlo soccorso lo hanno denunciato e multato di 3.800 euro. Diciamo che siamo molto contenti anche perché rispetto a quello che si è svolto in altre città d'Italia molto importanti siamo stati una realtà che ha goduto fortunatamente di un momento veramente di gioia, che è andato tutto bene e che quindi ci auguriamo che il 2018 possa proseguire su questa tendenza. 2017 alle spalle dunque con il Capodanno e allora c'è il 2018, tanti temi sul piatto per Venezia, tra questi c'è anche l'ipotesi del referendum per la separazione tra Venezia e Mestre. Potrebbe essere l'ultimo anno del matrimonio? Vediamo il servizio.
Il 2018 è l'anno della verità per i comitati separatisti che continuano la loro battaglia per i due comuni di Venezia e di Mestre. Il governatore Luca Zaia rinnova loro la promessa: la regione farà tutto quanto in suo potere per celebrare il prima possibile il quinto referendum. Noi chiediamo che ci sia ovviamente l'Election Day, so che ci sono dei ricorsi in piedi, ci sarà molto da capire e affronteremo anche questo dossier. Tempi stretti anche per la trattativa sull'autonomia del Veneto con il governo ormai in scadenza. Con questo esecutivo, spiega Zaia, dobbiamo chiudere una preintesa quadro che ci consente di fissare un punto dal quale non si possa più arretrare. Io spero che già il primo mese dell'anno, che è questo, che è gennaio, ci permetta di firmare un buon accordo con l'attuale governo in maniera tale che si tracci una roadmap, si definiscano criteri, modalità e tempistiche per quelli che arrivano dopo e quindi ben venga anche il fatto che si metta una pietra miliare, un punto fisso per la trattativa. Sarà invece un esercizio inutile per il forzista Renato Brunetta, secondo il quale tutto sarà rinviato al nuovo governo, che per rendere possibile una vera autonomia dovrà cambiare la Costituzione, cosa che secondo l'ex candidato sindaco di Venezia avverrà certamente in caso di vittoria del centrodestra. Io condivido il fatto che la madre di tutte le battaglie sarebbe quella di cambiare la Costituzione, però è pur vero che oggi abbiamo il terzo comma dell'articolo 116 che ci permette a Costituzione invariata di negoziare su 23 materie. Io direi di approfittare di tutti e due i fronti, finché non arriva una modifica di Costituzione portiamoci a casa le 23 materie e le tasse dei veneti, poi se arriva la Costituzione ci fanno diventare autonomissimi e a livello di Stati Uniti, ben venga. Intanto da Roma a Venezia, pioggia di soldi in arrivo per le manutenzioni a lungo rinviate del Comune di Venezia. Allora, se dobbiamo parlare del 2018, ecco come verranno spesi questi soldi dal Comune. La Giunta Comunale ha dato il via libera durante l'ultima riunione del 2017 a oltre 43 milioni di euro di lavori pubblici sia in laguna che in terraferma. Sono cifre che ci permettono finalmente di intervenire non su nuove opere ma per l'appunto sul recupero di zone e anche immobili che erano interessati da una trascuratezza assoluta e visibile a tutti. Gli interventi del 2018 riguarderanno sistemazioni e ristrutturazioni di alloggi destinati ad edilizia residenziale, lavori di manutenzione del verde pubblico, eliminazione di barriere architettoniche, sistemazione e efficientamento della rete idraulica e fognaria, installazione di impianti antincendio, interventi a lungo rimandati su musei, teatri e scuole. Circa 25 milioni saranno spesi in centro storico. Dei punti importanti del centro storico, dal ghetto ad altri, Umberto I e così via, vedranno interventi di ristrutturazione per più di 1 milione di euro. 18 milioni sono invece dedicati agli interventi in terraferma. Interventi non tanto di nuove opere ma di recupero di zone come quella del mercato fisso di Mestre, che ci vedono coinvolti in un progetto per 2 milioni di euro sul mercato fisso di via Fappani che darà una nuova veste a tutta quell'area importante di Piazza Barche. Nonostante queste spese siano finalmente possibili, dalla stessa maggioranza di Luigi Brugnaro avvertono i conti del Comune sono ancora lontani da un pieno risanamento. Quando siamo entrati nel 2015 questo Comune aveva quasi 800 milioni di debito, oggi ne ha 740, c'è tantissimo da lavorare chiaramente. Quando siamo entrati non c'erano gli stipendi per pagare i dipendenti. Insomma, un comune come Venezia che non ha i soldi per pagare i dipendenti, credo che la situazione era piuttosto drammatica. È una strada ancora in salita quella per il risanamento dei conti del Comune di Venezia, secondo il consigliere delegato Paolino Danna, che risponde alle critiche di quanti vorrebbero una moratoria delle alienazioni di edifici pubblici nel centro storico veneziano. Una pratica cominciata ben prima dell'arrivo di Brugnaro a Cafarsetti, ricorda Danna. La differenza è che in passato si mettevano a bilancio cifre teoriche per la vendita degli immobili, oggi soldi veri. La situazione resta comunque non facile e non vanno alimentate aspettative irrealistiche come purtroppo è stato fatto negli anni scorsi. Non bisognava promettere mai nulla prima e ancora di più oggi non bisogna promettere nulla ai cittadini, bisogna concretamente fare. E in questo è cambiato. Io credo che dobbiamo essere concreti, fare, ma senza illudere nessuno.
Ma proprio sul cosiddetto buco da 800 milioni nel bilancio il PD ha una versione diversa, secondo l'opposizione è una bufala inventata dal sindaco. La bufala del buco degli 800 milioni. Venezia non ha nessun buco, indebitamento intanto significa investimenti per servizi, per opere pubbliche. Il buco da 800 milioni trovato dal sindaco Brugnaro quando ha preso in mano l'amministrazione non è mai esistito secondo i consiglieri del Partito Democratico che usano un diverso sistema di calcolo. Non solo è scorretto parlare di buco per i mutui che hanno finanziato le opere pubbliche, sostiene Nicola Pellicani, non solo l'indebitamento è molto inferiore a quanto dichiarato dal primo cittadino, ma il risanamento, come dimostrano i dati, è cominciato molto prima dell'insediamento di questa giunta. Il calo dell'indebitamento è iniziato già con la giunta precedente, nel 2011 c'erano 410 milioni di indebitamento, quando se n'è andata la passata amministrazione nel 2014 l'indebitamento era passato a 345 milioni, oggi è a 308, quindi il calo è iniziato molto prima dell'arrivo di Brugnaro e Brugnaro sta solo continuando l'opera di risanamento iniziata molto prima. È morto a 94 anni il professor Gino Pastega, amatissimo divulgatore di temi legati alla poesia. Nato a Venezia nel 1923, laureato in medicina e chirurgia all'Università di Padova, fu assessore alla sanità in provincia negli anni 50. Per anni curò poi la giornata mondiale della poesia. Amatissimo in città per tutto il corso della sua lunga vita, lascia la figlia Giovanna e il nipote Edoardo. La cerimonia funebre si svolgerà domani mattina alle 11 nella chiesa di San Giacomo dell'Orio. Adesso ci separiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi parleremo delle ultime dichiarazioni che fanno discutere di Federica Pellegrini, che parla di molestia anche nel nuoto, ma parleremo anche di Stella, cioè la prima nata in Veneto che è di Mestre. Rieccoci in studio con il telegiornale di Venezia. C'è da tempo un dibattito in corso, un dibattito iniziato arrivato dall'America direttamente dagli Stati Uniti con il caso Weinstein, ricorderete, poi si è sviluppato anche coinvolgendo altri noti esponenti del mondo del cinema. Weinstein è un produttore, come sapete, della Miramax, ma sta coinvolgendo questa vicenda delle molestie nell'ambito del lavoro anche attori come Dustin Hoffman o Kevin Spacey. C'è stato anche un episodi di denunce anche in Italia. Si parla di molestie nel cinema, molestie alle donne. Ebbene, c'è chi come Federica Pellegrini in una intervista che ha fatto scalpore su Sky parla anche di molestie nell'ambito dello sport e nello specifico nel mondo che lei ben conosce, cioè nel nuoto. Le molestie delle donne ci sono anche nel nuoto, ha detto così Federica Pellegrini parlando di un tema molto attuale durante un'intervista a Sky nei giorni scorsi, e addirittura fatto appello alle adolescenti. Ci sono anche nel nuoto, dice la Pellegrini, ma non diventano casi eclatanti perché non riguardano atlete famose come me. Alle adolescenti la campionessa ha infatti consigliato di denunciare subito ogni episodio e poi ha fatto loro un appello: non mandate foto in giro perché non serve a niente, il vero amore lo troverete tra 20 anni, di sicuro non vi sceglierà per una foto nuda, per favore smettete questo circolo vizioso. Questo un appello a tutte le ragazze in generale. Poi però ha parlato anche delle molestie nell'ambito dello sport, dicendo se riguardassero me la notizia farebbe subito il giro del mondo. In realtà ci sono episodi che non vengono denunciati perché riguardano ragazzine sconosciute, quindi una dichiarazione ovviamente che farà discutere il mondo sportivo e non che sono arrivate dalla stella del nuoto di Spinea. Lasciamo questo spinoso problema, questa spinosa tematica, e parlare invece di qualcosa di molto molto bello, cioè i primi nati del 2018. A battere tutti sul tempo è stata una bimba nata a Mestre, si chiama Stella ed è stata la primissima, pochi minuti dopo la mezzanotte, a dare il primo vagito, ed è successo all'ospedale di Mestre, dove peraltro le nascite sono in linea con gli anni scorsi rispetto a un Veneto invece in cui il trend è in calo.
Eccola tra le braccia della mamma, è la prima nata del 2018 in Veneto. 4 minuti dopo la mezzanotte, mentre fuori i botti illuminavano il cielo di San Silvestro, qui nell'ospedale All'Angelo di Mestre è arrivata la piccola Stella, illuminando la vita di mamma Stefanie, 30 anni di origine italo-canadese, e del papà Jacopo, 29enne veneziano impiegato alla Veritas. Stella, che pesa 2 kg e 950 grammi, oltre ad essere arrivata prima di tutti, può vantare un'altra particolarità. La piccola infatti è nata lo stesso giorno in cui 5 anni fa i suoi genitori si erano conosciuti, proprio ad una festa di Capodanno. A gioire, oltre ai genitori e familiari, anche gli operatori del punto nascita dell'ospedale All'Angelo. La signora ha partorito la Stella stanotte, sono felici, noi siamo contenti di questo. La quantità di parti da noi è stabile ormai da diversi anni, abbiamo circa 2000 parti all'anno e questo nonostante il calo della natalità che si registra in giro, noi siamo molto contenti che la nostra invece è stabilizzata da tanti anni. Io ho avuto un'esperienza fenomenale, lo staff stupendo, tutti gentili. Natalità fa rima con natività, ovviamente in fondo è stato la natalità, la nascita più famosa della storia, quella a Betlemme, quella immortalata nel presepe. Allora continua il nostro viaggio tra i vostri presepi, potete continuare a segnalare la vostra natività, la vostra creazione con redazione@antena3.it per scrivere una mail nella quale descrivete la vostra natività, ovviamente lasciate anche i vostri recapiti, verremo a trovarvi, oppure con la segreteria telefonica, oppure il WhatsApp per mandare le immagini. Vediamo allora le immagini del presepe realizzato dalla famiglia di Erico De Toni alla Gazzera. Adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore con il meteo. Qualche disturbo sulle nostre regioni, specie nella seconda parte della giornata, ma tempo in prevalenza stabile ovunque. Vediamo il dettaglio del 3 gennaio. Sul Veneto locali foschie, nebbie e nubi basse al mattino, ma in rapido dissolvimento. Meglio sui restanti settori con ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature massime comprese tra 5 e 8 gradi, minime tra -2 e 3 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il tempo sarà in prevalenza buono al mattino, qualche foschia sul Pordenonese, col passare delle ore qualche nube e una lieve instabilità sarà possibile sui settori settentrionali della nostra regione, anche con isolati piovaschi. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, minime tra 1 e 4 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qualche debole piovasco sui settori meridionali del Trentino, possibili precipitazioni anche nevose sull'Alto Adige sopra i 900-1000 metri. Temperature massime comprese tra 1 e 6 gradi, minime ampiamente sotto zero tra -8 e -2 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.
Vi ricordo questa sera 20:10 dopo il telegiornale di Treviso le sfide della sanità nel 2018, ne parleremo con il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Ci sono tanti temi sul piatto, parleremo ovviamente anche della questione vaccini, parleremo della cittadella della salute, della nuova geriatria, dello sciopero dei medici e parleremo anche ovviamente di tutti i temi legati allo IOV, all'ospedale di Castelfranco, insomma una puntata da non perdere per parlare di sanità con il direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. È davvero tutto, adesso vi lascio alla pubblicità e proseguimento dei nostri telegiornali, fra pochissimo il telegiornale di Treviso. Arrivederci.